Abbiamo avuto la fortuna che il tempo ci ha aiutato, già dal primo ponte, quello dell'8 dicembre, abbiamo iniziato a registrare numeri assolutamente positivi con il tutto esaurito e quindi questo lascia ben sperare per la stagione invernale. Io spero che anche la stagione estiva porti buoni risultati e che riusciamo, come è il nostro intendimento, ad allungare la stagionalità in montagna. La regina delle Dolomiti tiene e non sente la crisi. A Cortina le feste natalizie, complice anche il bel tempo, hanno fatto registrare il tutto esaurito per la gioia di albergatori, ristoratori e negozianti. Camere introvabili, locali notturni strapieni, figli agli ski lift e tavoli prenotati fino al giorno dell'Epifania. Ecco la fotografia dell'Italia che sta bene e può permettersi di passare le costosissime vacanze di Natale nella perla delle Dolomiti. Bene anche le altre località turistiche bellunesi, da Alghe a Sappada, da Falcade ad Auronzo. Gli amanti della montagna non si sono fatti attendere. L'obiettivo dell'amministrazione provinciale di Belluno è ora quello di potenziare e sostenere le località che tradizionalmente hanno sempre attratto meno turisti. L'intenzione dell'amministrazione provinciale di Belluno è quello di allargare anche ad altre realtà della provincia che oggi non hanno grandi numeri sul turismo, fare in modo che ci siano dei numeri superiori rispetto a quanto è accaduto negli ultimi anni.